questo è il panorama, ecco, per far capire che siamo vicino al mare. Lì dietro c'era seduto qualcuno. Ognuno di noi è salito in aereo, quindi si immagina questa situazione qui di un finestrino che La struttura dell'aereo. qui c'è un pezzo dove si legge gli iniziali della compagnia. Il piano di coda con gli equilibratori, ancora intatti, guarda. Mamma mia. Praticamente non hanno subito danni. Si è staccata la coda ed è precipitata qui. Allora, qui siamo esattamente nel fondo posteriore di un aereo. Qui ci sono i comandi, i rinvii Si è spezzato proprio lì praticamente. che comandano. Quella cresta, Sicuramente lì in quella cresta, sì. in questa qui di sinistra. Non sono mai andato lassù a vedere il punto di impatto. Però arriverà da lì, sì. Qui abbiamo Eliano, qui abbiamo Roberto. Dove ha... Poveretti però, Praticamente l'ha sfiorata questa cresta. L'ha sfiorata? Sì. L'ha sfiorata ed è... Si è spezzato dietro, tanto che la coda appunto è rimasta intatta. è rovinato al suolo. La coda è venuta giù a 280 all'ora. Mamma mia. Lo stemma della compagnia che dopo questo incidente fu chiusa e insomma dalle ceneri nacque penso l'Alitalia, che ha avuto decisamente una fortuna migliore, anche se in qualche caso c'è stato l'incidente. Ecco, questo Col simbolo. invece ci siamo abituati all'idea, sì, lì, il simbolo, l'altra porta si Atti, vede. vediamo se si legge, sì. Sì, sì, atti, vedi? Così, vedi, sì, atti, sì. Esattamente. Sì, esatto. Noi andiamo su con questa massa, no, i rottami ogni dove. E qui ripetiamo Questo qui è un ancora pezzo del... che siamo davanti alla raffineria. Cosa un Questo- seggiolino? No, dai. Perché erano così. In tela così, no? Non è possibile. E sono delle forme che ancora oggi si trovano. Come il lavandino. Ecco. E questa è la struttura di un aereo, tutto a nido d'ape per tenerlo leggero, che la struttura deve essere resistente quando è in aria, no? Questa invece, Antonio, sembra essere parte della plafoniera. Guarda che le tre luci. Aspetta. Plafoniera cosa si intende? Su dell'aereo, così. Quando tu sei in volo che sei così. Sì. Con le lucine. Cioè, Guarda, sembra questo pezzo qui, sembra. sì, Infatti ci sì, sono i sì. contatti elettrici. Proprio di sì. Tranciati, ovviamente. Mamma mia. I carrelli. Sì, parte del rivestimento. Cioè, quello che è rimasto del lavandino. È vero. Guarda, i rubinetti Mamma e lo scarico. Quello che doveva essere. Vedete come si è Mamma mia. accartocciato, giusto per dare l'idea dell'impatto. Questo è il bagno posteriore che ha subito meno danni. Che la parte posteriore più o meno è rimasta intera. Incredibile, eh? Poi di sotto si vede lo scarico. Ancora era Guarda. tutto meccanico, non era con la fotocellula. Che comunque passi la I mano. E rubinetti, questo questo dà l'idea del periodo, era ancora tutto tutto manuale, molto sì, analogico. E infatti noi sempre, non so, viene istintivo sentire il peso perché pensi che questa cosa andava su, quindi sì. è relativamente pesante. Tutte queste feritoie sono tutte... Qui dove monta
Le pale. Ma no? le- La sua gondola. 19, esatto, proprio. Sì, McDonnell Douglas. Questo è il portamotore, diciamo. La gondola del motore, sì, esatto. Sì, lo chassis dove monta il motore. Esattamente, siccome è scritto così, questa è la parte posteriore, quindi la parte anteriore è quella, quindi questo era quello di destra. Warren. Il robo qua in mezzo, guarda. No, stavo dicendo prima nel video che nonostante l'estraneo, la natura. Ingloba tutto, eh. E dove ha... Flap. Mamma. Guarda che essere sciabia, quindi questo era messo, era la parte posteriore, quindi questo qui è il fondo. E beh, qui si è piegato sicuramente. Guarda quante complicazioni ha un aereo. Incredibile. E quando vedi ci sono materiali nobili sono ancora lucidi, tipo questo Sì, questo rinvio. rinvio. E poi c'era qualche leveraggio di questa risalita. Qui c'è una carrucola, guarda. Proprio una classica carrucola col cavo. Per vedere le Sì. proporzioni, vediamo Roberto che è vicino alla ruota. E questo, vedere la gomma dà la sensazione di una cosa ancora Ma poi è gonfia, successa cioè quello che mi stupisce. relativamente da poco. È gonfia. Non è che fossero piene prima. No, e vedi Ah, che c'è qui- la valvola. E Ah, questa è sgonfia. questa ha stallonato. Questo è stato un altro dell'impatto, sì. E qui abbiamo il L'ammortizzatore, stelo. il pistone ammortizzatore bello anche. lucido, ma una struttura Bella, eh? bella e pesante. Cioè, pensare che. subire sollecitazioni. che Cosa dici? E anche questo va in aria. La marca è una Goodyear, USA, America, Warning. E non ho mai visto un aereo così da vicino, eh. Eh sì. Io appartengo a una famiglia di cercatori, cioè di gente che trova cose strane. Ci ho trovato una cosa troppo strana, intatta. Adesso. No. Che cos'è? Con le migliaia di persone che sono venute qua. Avvicinati. Cos'è? Una lampadina? No. Ed è il filamento nuovo. Questa è da conservare, non ci credo. La marca Attenzione. te la sei portata da casa. Per immaginare, ma molte volte qualche metro di differenza. Questo è un seggiolino, pare, ecco, che non è certo come i seggiolini degli aerei di oggi, erano giusto delle seggioline. Lo scenario peggiore per gli soccorritori, perché si ritrova proprio la parte, quindi Il bracciolo. il bracciolo, sicuramente qua lo scenario dei soccorritori. Ma non cambia nulla, ecco, questo si già. Qui siamo oltre il crinale della montagna, quindi qui è subito dopo l'impatto. E qui c'è la scritta proprio dell'aereo, aereo trasporto. Ecco. Proprio si è splanciato, si è come una lattina che si è aperta. Qui ci sono i finestrini. Anche lì. Ma c'è proprio, questa è la parte superiore, Tonio. No, secondo me questo è il Destra e sinistra. Sì, destra e sinistra. O al contrario. Oppure può essere anche il fondo. No, il La fondo pancia? no. No? Eh no, se no verrebbe al contrario la scritta. Invece la scritta tu la guardi così, Sì, sei al dritto. hai ragione. Questo.